Eccoci, quinta puntata della nostra storia. Due gli argomenti che affronteremo questa sera. Il primo, il sindacato, dagli anni '80 ai giorni nostri, l'evoluzione. Il secondo invece il mondo della droga. Il mondo della droga giovanile, sempre negli anni '80, fine anni '70-'80, e poi come è evoluto. Due, ovviamente, le persone che commenteranno con me queste immagini storiche ci riporteranno indietro proprio per vedere dal passato questo nostro presente e cercare di capire meglio il futuro. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Immagini degli anni '80 del sindacato. Paolino Barbiero, 2023, lei è uno dei volti del sindacato oggi. Cosa intanto ha provato a vedere queste immagini? Beh, intanto riaffiorano i ricordi di quando eravamo più giovani e riaffiorano anche i ricordi di come è cambiato il mondo del lavoro in questi 40 anni. Negli anni '80 c'era una società di lavoratori che si era formato sull'onda delle grandi lotte del 68 e 69 ed è stato il periodo di massima poi espansione e di redistribuzione del reddito. Nel frattempo cominciavano anche le prime crisi. Quindi è una storia lunga quella di questi ultimi 40 anni e chiaramente ripercorrerla fa venire anche i brividi, perché siamo cambiati non solo perché siamo diventati più vecchi, ma anche nei linguaggi, nel modo di aggregare le persone. Una volta c'erano molte fabbriche di media e grandi dimensioni che una volta organizzate eri in grado di portare la gente in piazza, anche perché i problemi erano problemi comuni. Adesso invece c'è una situazione molto più parcellizzata. Ci sono ancora luoghi di lavoro dove ci sono molte persone, ma è cambiato il contesto sociale e economico delle famiglie. Quindi insomma, rivedere queste immagini deve farci anche ripensare di come il sindacato deve sapere interpretare i cambiamenti. Esatto, allora, però partiamo dall'inizio. Paolino Barbiero, come arriva al sindacato e perché ci arriva proprio in CGIL? Beh, io al sindacato ci arrivo prima di fare il militare, quindi nel '76, perché lavoravo in alcune imprese dell'edilizia, dove tra l'altro ho imparato un po' di mestieri, e siccome non pagavano correttamente sono andato al sindacato per fare i controlli delle buste paga e il recupero dei crediti, e là ho conosciuto il sindacato, insomma dei sindacalisti. Poi finito il militare sono entrato in una grande fabbrica di Porto Marghera, precisamente la Sirma, che adesso non c'è più, erano gli anni '80 e là ho cominciato a fare il delegato. Da delegato di fabbrica poi sono entrato nel direttivo dell'allora Filcea, che era la categoria dei chimici, facevo parte della delegazione che seguiva il contratto nazionale dei refrattari e della ceramica e del vetro, e quindi ho imparato anche un po' di mestieri rispetto alla contrattazione, non solo quella locale dentro in fabbrica, ma anche sulle dinamiche delle scene e delle retroscene che ci sono nelle trattative dei contratti. Poi alla fine del 1987 mi hanno chiesto di fare un'esperienza sindacale a Treviso, e precisamente nella categoria dei chimici. Allora fermo lì, perché adesso invece stiamo un attimo indietro, visto che si parla di Porto Marghera, vediamo questo RVM sonoro. Passiamo con il nostro Alessandro Granzieri in regia al contributo 03, gli facciamo vedere una cosa di Porto Marghera, giusto per parlare di sindacato, proteste e Porto Marghera. Vediamo insieme il contributo 03.
Guarda qua, questo dai corni, io sono. E allora 1982 Alutecna, sciopero e blocco sostanzialmente del Ponte della Libertà, quindi di Venezia. Com'era quel clima in quel tempo? Quelli sono gli anni in cui è cominciato il declino di Porto Marghera, cioè è cominciata la discesa dai 40.000 addetti che c'erano in tutta Porto Marghera, sia nella zona industriale adiacente al Ponte della Libertà, sia nella parte fatta invece verso Malcontenta. E quindi era quasi tutti i giorni così, o si bloccava il Ponte della Libertà o si scendeva in piazza in via Fratelli Bandiera sull'asse che va a Malcontenta, oppure si andava sul cavalcavia di Mestre. Erano anni in cui le partecipazioni statali hanno deciso di... Raccontiamo cosa sono le partecipazioni statali, perché molta gente non sa. Tutte le aziende di Porto Marghera che facevano la trasformazione e le prime lavorazioni dell'alluminio piuttosto che del petrolio, piuttosto che poi anche della plastica attraverso il petrolchimico, erano principalmente a partecipazione statale, quindi c'era la Montedison, l'Agip, o se non erano da partecipazione statale, in alcuni casi sono passate alla GEPI per il periodo di transazione durante la crisi. La GEPI era la finanziaria statale che aiutava le aziende di difficoltà. È chiaro che nel momento in cui dove tu hai un agglomerato di oltre 40.000 persone e in 10 anni lo ridimezzi, quelle scene erano scene di tutti i giorni, perché poi non era ancora cresciuto il tessuto produttivo nei territori interni, okay? Quindi non c'era ancora la zona industriale di Santa Maria di Sala, che è una delle zone industriali più grandi del Veneto, non c'era ancora la zona industriale di Vittorio Veneto, per parlare di Treviso, oppure quella di altre parti. Quindi quando la gente perdeva il posto di lavoro là, sapeva di non avere prospettive, perché appunto dovevano crescere anche tutte queste alternative, cosa che invece poi alla fine degli anni 90, forse anche prima, si sono cominciati a vedere, perché quella gente stava assieme, ma partivano da tutti i comuni limitrofi a Porto Marghera in pullman per andare a lavorare, quindi è là che si conoscevano, è là che creavano aggregazione. Alessandro, facci rivedere un po' di immagini, perché così le commentiamo con Paolino, proprio queste immagini che prima abbiamo sentito in sonoro, adesso le teniamo in sottofondo, perché è importante. Ad esempio, io ho voluto tenere quest'audio originale proprio per capire che c'era sonorità, cioè c'era voglia di farsi sentire, no? Cosa che mi sembra, guardando un po' il presente, si stia un po' diminuendo. Forse ci sono troppi social, forse c'era più volontà di esserci fisicamente. Perché scegliere di bloccare la strada e non fare delle altre azioni? Diciamo, per riprendere la tua battuta, che i social sono diventati un elemento di raffreddamento del conflitto, quello umano, perché chiaramente uno esprime la sua rabbia attraverso i social. Mentre una volta l'espressione appunto della rabbia, della preoccupazione, della paura, ma anche la voglia di avere una prospettiva, una sicurezza, si esprimeva attraverso questi mezzi e queste modalità. Non è che non ci sono anche adesso, hanno caratteristiche diverse, cioè se penso a un anno fa, quando c'è stata la richiesta da parte di Speedline per parlare di una fabbrica del veneziano, dell'entroterra veneziano, con i licenziamenti, hanno presidiato la fabbrica dall'esterno e fatto iniziative e sono andati in strada anche là, solo che chiaramente sono situazioni più episodiche. In quella fase là non c'era l'episodio, anche adesso ci sono... Come riuscivate a portarli in strada?
Ma guarda che non, cioè, ci chiamavano quando erano già là, quindi non Quindi so se mi c'era spiego. proprio un movimento Sì, operaio c'era un vero e movimento, proprio. c'erano i consigli di fabbrica, quindi c'era anche una struttura Senti, culturale all'interno delle persone che si era formato negli anni 60 e 70, che non è quella formazione che hanno i nostri figli adesso. Una Bisogna domanda- prendere atto di questo, poi io non giudico se uno è meglio o peggio, c'è una diversità di fondo. La domanda invece un po', diciamo così, dopo andiamo a Treviso, però visto che hai fatto l'esperienza di Porto Marghera, la presenza delle BR là dentro. Beh, la presenza delle BR si sentiva nell'aria, io la ricordo, perché Tagliercio, per citare quello più conosciuto, ma anche altre iniziative, i volantini che trovavi in portineria, le persone che ti avvicinavano, specialmente anche noi giovani rappresentanti sindacali, e che chiaramente con il sindacato, con la nostra categoria, abbiamo sempre allontanato, però cercavano di fare proseliti dentro a questa situazione di disagio. E il disagio era determinato dalla mancanza di lavoro perché venivano No, a il disagio cadere. era mancato da molte situazioni, dal fatto che appunto era iniziata la riduzione degli organici complessivi nelle aziende delle partecipazioni statali e non solo, ma anche la situazione ambientale e quindi chiudere le fabbriche perché inquinavano, e noi invece eravamo là a sostenere che non bisognava chiudere perché inquinavano, ma bisognava fare investimenti per togliere l'inquinamento che si produce anche con le innovazioni, perché poi le innovazioni avrebbero portato non solo a togliere l'inquinamento, ma anche a dare una prospettiva produttiva, perché dove tu non innovi in entrambe le situazioni, sulla sicurezza, sull'ambiente, sulla sostenibilità, alla fine chiudi un ciclo, la fabbrica può durare 20, 30, 40 anni, ma a un certo punto chiude. Quelle che invece hanno saputo rendere sostenibili i processi produttivi sono quelli che reggono ancora. Quindi diciamo che bisognava avere visione nel sindacato, tanto Sì. quanto, fra virgolette, i padroni. Certo, forse anche di più, ok? Perché poi dopo i padroni, se non c'è nessuno che continua, finito il padrone, finisce anche la fabbrica, il ricambio generazionale è uno dei problemi che abbiamo visto in questi anni. Allora, proprio Quando per le questo- partecipazioni statali hanno deciso di uscire, molto spesso sono arrivate anche privati che alla fine hanno spremuto quanto potevano spremere. Cioè, Sanremo? Gardini non c'era, è arrivato dopo, la Sanremo lo stesso, ok? Tanto per parlare di una fabbrica che aveva 4.000 persone e i pullman che arrivavano da 4 province. Allora invece vediamo sempre con il nostro Alessandro Granzieri in regia e con la Francesca Pezzo che gli fa da assistente. Abbiamo invece il contributo numero 2 che è un RVM mutuo, ma vorrei commentarlo con Paolino perché qui invece andiamo a Treviso, 82, qui invece abbiamo una manifestazione di una fabbrica che poi non esiste più ma che adesso è stata riconvertita ed è la Pagnossin. Qui sono in Piazza dei Signori e poi vedremo che piano piano scendono verso Cassamarca. È interessante vedere intanto, governanti basta, datecelo. Qui arrivi a Treviso e qui c'è un altro tipo di situazione secondo me, o forse è molto simile a Marghera. No, qui arrivo a Treviso e la situazione è l'opposto di Marghera, nel senso a Porto Marghera c'era una conflittualità consistente e costante. Qui la conflittualità scoppiava proprio quando i lavoratori e le lavoratrici erano portati al limite. Tanto è vero che io quando sono arrivato ai chimici, la Pagnossin è stata una di quelle fabbriche che ho seguito assieme alla Sebring, assieme alla Fontebasso che ha chiuso, e tra le lavoratrici e i lavoratori mi dicevano, ma se tu vieni da Marghera, Ennio Buso che è morto, una donna. Raccontaci un po' di voci, un po' di volti, perché noi non li conosciamo. Quello che ho visto là è Ennio Buso che è morto qualche anno fa, che era il delegato storico della CGIL, e praticamente alla Pagnossin, come nelle altre aziende, ci chiedevano, guardate, siccome tu vieni da Marghera, là il sindacato è forte, devi essere forte anche qui. E io spiegavo che noi eravamo forti perché delle volte la gente scendeva come si dice, in piazza senza che andassimo a chiamarli. Qui invece ti dicevano prima prova a risolvere i problemi perché meno vado a combattere, questa era la logica. Però quando si raggiungeva all'estremo succedevano queste cose qua. Tipo appunto l'assalto, qui siamo Certo. all'assalto di Cassamarca, perché probabilmente Cassamarca è quella che doveva E qui cercare. credo siamo attorno agli anni 85 se non vado errato. 82, io ho fissato 82 nell'archivio. Okay. Però vedi che qui hai i lavoratori che... E qui erano il periodo in cui c'era la FULC, quindi il sindacato dei chimici era unitario, federazione unitaria chimici. Ecco, rivedendo queste immagini qua,
capire insomma che rivedendo questo, rivedendo anche alcuni compagni che non ci sono più, ti tocca il cuore, perché sono persone cui hai vissuto anni, hai fatto battaglie assieme, hai avuto delle sconfitte ma hai avuto anche delle conquiste. Io penso poi quando la Pagnosin si è rilanciata dopo quella crisi là e che ha fatto delle assunzioni, all'epoca c'erano i contratti formazione lavoro che erano contratti che avevano una tipologia anche precaria, perché duravano 2 anni e poi non sapevi se venivano confermati o meno, e abbiamo fatto un'avvertenza aziendale perché il contratto di formazione lavoro prevedeva la formazione, abbiamo reso evidente che la formazione non veniva fatta e li hanno dovuti assumere tutti a tempo indeterminato. Quindi è stata una grande conquista sindacale, e i giovani di allora, che ci sono ancora, ogni tanto quando mi vedono si ricordano che delle volte io, tra le tante cose che fai, te le dimentichi anche. Però ecco, però la Pagnosin, giusto per parlare della parabola di un'azienda, un'azienda storica che però ha chiuso, adesso ha riaperto come spazi, ma Pagnosin come produzione di ceramiche non c'è più. Sì. Perché ha chiuso quella volta? Beh, la Pagnosin poi ha chiuso perché c'è stata un'ulteriore crisi, l'hanno venduta ad altri soggetti che non erano proprio interessati a continuare la produzione, ma avevano già un'idea di quando sarebbe finita la produzione, di come riconvertire quell'area là e avere un ritorno sotto l'aspetto di risorse per attivare attività immobiliari. Quindi Poi, praticamente svuotare la fabbrica per avere l'area. Certo. Poi, siccome era stata acquisita da un gruppo che aveva anche un'azienda a Firenze, adesso mi sfugge il nome, anche là abbiamo fatto una serie di lotte assieme anche a quelle di Firenze, però poi alla fine si sono chiuse tutti e due. La cosa importante invece è come quella fabbrica è stata rigenerata, e nella rigenerazione si notano 2 sfaccettature nuove del mondo del lavoro che è cambiato. Da una parte quei capannoni sono serviti per fare logistica, perché c'è la Zanardo, tra l'altro dentro a quei capannoni ci sono anche tutti i medicinali che servono l'ULSS del territorio, più altre cose, e si nota come la logistica è cambiata anche rispetto al lavoro. Cioè, prima avevi 500 persone nelle linee di montaggio, adesso hai un po' di persone con i muletti che fanno carico-scarico, camion che entrano, che escono, e quindi anche la difficoltà di mettere insieme queste persone. Cioè non ci sono 500 persone che si trovano in mensa insieme, non ci sono 500 persone che si trovano ai cancelli per marcare e uscire, quindi hanno modo di parlarsi tra di loro, di condividere le criticità e magari anche alzare la testa quando non ce la fanno più a subire certi soprusi che gli venivano imposti su questo versante, oppure per alzare la testa, per lavorare con sicurezza rispetto alle situazioni di non sicurezza che c'erano nei luoghi di lavoro. L'altro pezzo poi anche il nuovo che è stato fatto è tutta quell'area che può essere utilizzata per convegni e iniziative, ma anche collegata con tutta l'attività che si fa sul Sile, anche se ci sono state situazioni alterne di chi fa le biciclette là, però è un importante caso di rigenerazione del territorio. Come dietro, tra l'altro, finalmente credo hanno finito a fare tutta la bonifica, ci sono le vaserie trevigiane, Il famoso vaserie, okay, che anche là è rimasto per tanto tempo una cattedrale nel deserto, ma è un'area che va ripensata e riqualificata. Cioè, credo che oggi noi dobbiamo capire che la logica dei capannoni che si sono fatti molto spesso anche sulla spinta della Tremonti e della Tremonti bis sia finita, anche perché non ci sono più produzioni intensive dove servono molti metri quadrati, si fanno produzioni dove conta molto di più l'intelligenza artificiale, i computer, tutta questa cosa qua. Poi chiaramente c'è sempre la trasformazione che va fatta, ma ha una dimensione diversa. Intanto E quindi è utile anche pensare come quei luoghi, invece di rimanere abbandonati, possono diventare opportunità di lavoro e possono anche rendere sostenibile il contesto in cui sono collocati senza andare a occupare ulteriore terreno, cosa che purtroppo si sta facendo ancora. Quindi, primo ragionamento, il sindacato prima guardava, diciamo, al futuro di un'azienda, magari guardando al di là addirittura della proprietà, adesso il sindacato guarda il futuro anche del luogo, cioè dell'edificio, dell'area, insomma, che viene occupata da questa azienda, per pensare anche a quello che può essere un futuro di rigenerazione urbana. La CGIL a Treviso, perché poi c'è la proposta, il sindacato propone sempre. La CGIL a Treviso ormai da 20 anni che sta facendo un'iniziativa del titolo Vuoti a perdere, e quindi l'idea di come principalmente i capannoni industriali, poi
Nel frattempo si sono aggiunti anche le strutture commerciali, perché ne fanno talmente tante che alla fine i consumatori sono sempre quelli e tra l'altro diminuiscono anche il proprio reddito, alla fine uno si domanda come fanno a reggere. Quindi da una parte hanno fatto chiudere tutti i piccoli negozi di prossimità, anche se c'è un ritorno in alcuni casi di aperture di questi piccoli negozi e i comuni dovrebbero favorire questa cosa qua, visto che c'è molta gente anziana e non tutti hanno la possibilità di prendere la macchina e andare a riempire i grandi parcheggi dei centri commerciali. Dall'altra parte ci saranno anche centri commerciali che salteranno, allora dobbiamo aspettare che saltino, dobbiamo già oggi avere un pensiero laterale, siccome riusare questi luoghi e nel riusarli quale occupazione può esserci, quale prospettiva di benessere può generare quel luogo di lavoro. Ecco. E io penso che leggere la storia e raccontarla serve anche per capire bene di non ripetere alcuni errori che sono stati fatti nel passato. Cioè non è che tutte le zone industriali devono essere riconvertite e fare centri commerciali, oppure essere riconvertite e fare abitazioni, perché la popolazione è quella. Quindi si potrebbe tornare a una rinaturalizzazione di alcune aree. Sì, ma guarda, ci sono esperienze in giro per il mondo, mi pare che sia in America, in qualche parte, dove c'era un vecchio capannone della Ford, che hanno tolto il tetto, l'hanno lasciato aperto e hanno fatto i giardini pensili per fare la produzione degli orti. Bellissima come idea, però adesso... E li fai a chilometro zero e servi tutta una comunità. Prima di passare alla pubblicità volevo farvi vedere il volantinaggio della Sebring del 1980, il contributo allo 05 Alessandro. Facciamo vedere queste immagini, sono immagini mute perché negli anni 80 avevamo i registratori ma non avevamo i microfoni attaccati ai registratori come adesso che c'è. Non avevate la tecnologia neanche voi. No, dobbiamo pensare che queste sono immagini che il nostro Alberto Pivetta ha faticato a scaricare perché sono immagini che insomma hanno più di 40 anni e ne hanno 43 e sono fatte con telecamere di quel tempo e nonostante bisogna dire che di buona qualità. Qui è il volantinaggio che viene fatto lungo la strada della Sebring degli operai. Direi che adesso non sarebbe proprio possibile perché prima ti fermano perché gli no, blocchi. ma cioè, guarda, non solo quello che dicevi tu, ma in quegli anni trovavi anche la solidarietà delle persone, ti dicevano tenete duro, non mollate, adesso devi stare attento perché ti vengono addosso. Ah sì? Quindi è cambiato questo, cioè, e capisco che a un automobilista, il camionista che deve, cioè, possa dare fastidio, a uno che arriva in ritardo possa dare fastidio, però bisogna anche concepire il fatto che se lo vivi come un fastidio non crei quella coesione sociale che mantiene forte il sindacato, perché alla fine si pensa che il sindacato sia sindacalista e il sindacato ha la capacità delle persone di stare insieme e se tu fai il volantino e quelli che sono là solidarizzano con te, hai raddoppiato il potenziale di movimento della tua iniziativa e anche di ottenere dei risultati. Ecco, ma ad esempio poi dopo aver fatto questa manifestazione, dopo aver fatto queste situazioni qua, si andava a contrattare con più forza dall'altra parte, diciamo dagli industriali, dai padroni come si diceva una volta, che si dice anche adesso? Sì, se c'erano situazioni in cui magari si lottava per redistribuire salario e l'azienda non voleva tirarlo fuori, sicuramente sì. Se c'erano situazioni in cui protestavi per salvaguardare il posto lavoro, lo stesso, perché impedivi all'azienda di andare via spedita con i licenziamenti e di utilizzare gli ammortizzatori sociali in tutti e due i casi. Bloccare la strada così oggi sarebbe impensabile, presumo. Diciamo che oggi ci sono ancora situazioni in cui la blocchi, non troveresti più la solidarietà che trovavi in quegli anni. E questo è l'elemento negativo che la modernità ha portato. Ognuno pensa per sé, ma c'è anche chi dice che chi fa per sé fa per tre, ma non è vero invece, perché poi se alla fine tutta la comunità si mette insieme, tu riesci a ottenere dei risultati migliori. Ce ne sono state situazioni di questa natura. Faccio un esempio, più recente, quando la multinazionale americana Gatorade ha deciso di chiudere la Pepsi Cola di Silea, dopo averla acquistata da chi c'era prima, dalla Chiari e Forti e quant'altro, là gli abbiamo detto guardate che non si fa così e ci hanno spiegato che in America si fa così. Ci hanno detto cosa volete? Volete 1 milione di euro da redistribuire? Ve li diamo, però si chiude. Invece le abbiamo spiegato che ci vuole 1 milione di euro, che c'è la cassa integrazione, che devono impegnarsi per trovare un altro imprenditore, alla fine è saltato fuori un altro imprenditore che è stato Zago, che ha allargato la sua capacità produttiva avendo una struttura che tra l'altro ha riconvertito. I lavoratori hanno preso la loro quota, tra l'altro era una quota incentivante per chi si collocava prima nel mercato del lavoro. Una parte con la cassa integrazione sono andati in pensione,
alla fine, adesso se non ricordo male, eravamo rimasti su 200 persone con 2 o 3 casi che non avevano trovato la soluzione. Però anche là ha pagato la lotta che è stata fatta, tra l'altro anche in forma diversa, perché poi dopo negli anni 90 e anche negli anni 2000 i media li potevi utilizzare molto di più di quello che c'era allora con la TV locale che era pionieristica da questo punto di vista. Ma la stessa Data Logic, anche quella che è chiusa, con tra l'altro Sacconi che viene a dire a me all'assemblea degli industriali che dovevamo andare, come si dice, sul tetto a occupare la fabbrica. Io digli: guarda, se vieni anche tu ci andiamo, primo. Secondo, siccome tu sei ministro e io no, prova a fare una norma in cui evita questi che delocalizzano, perché se tu fai una norma che non delocalizzino io non serve che vada sui tetti. Siccome c'è, mi devo difendere come posso. E almeno per quanto mi riguarda, io quando ho giocato con le trattative sindacali, le partite ho sempre tentato di vincerle, coinvolgendo i lavoratori, facendo votare le decisioni che facevamo, sapendo che le decisioni non era quello che ognuno di noi avrebbe voluto, ma era la mediazione possibile. Ok, ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ripartiamo con i comizi. Un comizio un po' particolare con un segretario, devo dire, storico della CGIL, ma subito dopo la pubblicità. Nell'interesse del Paese e nell'interesse vostro, discutete e schieratevi sulle questioni essenziali che pone il movimento dei lavoratori, perché queste sono le questioni della società italiana. Impegnatevi a discutere sulle politiche, dunque. Amici e compagni che pagano meno tasse dei lavoratori dipendenti, che vorrebbero togliere ai lavoratori dipendenti la scala mobile, sono sempre loro che hanno questa posizione. E c'è dell'altro ancora, i magistrati della Corte dei Conti decidono da soli, per sé, per quelli che già sono in pensione di loro e per quelli che ci andranno sempre di loro, centinaia di milioni di aumento delle indennità di quiescenza e il ricalcolo costante delle pensioni sulla base dell'ultima retribuzione al 100% di quelli fra di loro che lavorano. Noi non permetteremo che si consumi questa ingiustizia ancora una volta alle spalle degli operai, degli impiegati, dei tecnici. Leggete i bilanci delle imprese, tornano i profitti, si rinnovano e si distribuiscono tra gli azionisti i dividendi e nello stesso tempo calano gli investimenti. Sembra che in Italia ci sia un minore interesse della popolazione per la politica, ma voi credete che questo non dipenda anche dal fatto che troppo spesso voi, fra di voi, discutete di schieramenti, di posti, di potere e non discutete di questi problemi che sono i problemi reali del nostro popolo. Che giovane. Era 41 anni fa, sembra cosa di oggi. Sì, cambiano gli attori e i problemi rimangono uguali, con, come si dice, sfaccettature diverse rispetto agli anni che sono passati, ma il tema è sempre quello, la redistribuzione della ricchezza prodotta. E tra l'altro Luciano Lama fa un passaggio molto importante dove dice ai lavoratori, alla gente presente: discutete, parlate tra di voi, mettetevi insieme, perché poi se il sindacato deve guidare persone che sono consapevoli, non è la stessa cosa di guidare persone che vivono solo una situazione di disagio ma non hanno la consapevolezza di quello che sta succedendo e di quanto possono contare se restano uniti e spingono per ottenere risultati migliori. Tra l'altro quel comizio là era un comizio che stava proprio nel contesto in cui si stava discutendo dell'abolizione della scala mobile, che poi è avvenuta dopo
due anni dopo, nell'84, col famoso decreto di San Valentino. Per i giovani che sono a casa, che cos'è la scala mobile? Beh, la scala mobile era un sistema di indennizzo della retribuzione automatico in base all'inflazione, che veniva fatto addirittura trimestralmente, poi è stata allungata ogni 6 mesi, poi è stata portata annuale, poi è stata tolta da quando hanno bloccato i 4 punti. Però era un sistema che garantiva l'allineamento dei salari in modo quasi automatico, perché poi i contratti nazionali facevano l'altro pezzo. Con la scala mobile tolta, tutto quanto il potere d'acquisto lo devi garantire attraverso altre 2 forme, che sono quelle del contratto nazionale, e tra l'altro qui aggiungo, nel frattempo i 40 anni i contratti nazionali sono triplicati, per cui è inutile aumentare i contratti a ribasso, è meglio farne pochi e fatti bene e che rappresentino bene l'evoluzione e i cambiamenti che ci sono stati nel riassetto produttivo. E oltre ai contratti nazionali la contrattazione territoriale, perché la contrattazione territoriale dà quel valore aggiunto a ciò che un territorio può determinare per aumentare la produzione. Altrimenti, se tu vuoi fare le gabbie salariali, come ho sentito di recente sui contratti, non vai da nessuna parte. È vero che al nord il costo della vita è più alto del sud, ma non risolvi il problema facendo un contratto più basso al sud, ok? Risolvi il problema facendo un contratto uguale per tutti, e poi al nord, siccome si produce di più, siccome ci sono infrastrutture, siccome magari sul campo energetico sei più veloce degli altri a fare la transazione energetica, trovi le soluzioni in cui la produttività complessiva del sistema dà più valore aggiunto all'impresa e lo redistribuisci, cioè gli extra profitti vanno redistribuiti. Questo è il punto, perché se noi togliamo ricchezza a milioni e milioni di lavoratori e oltre a togliere ricchezza a loro che l'hanno prodotta, la togli poi anche a quando andranno in pensione, come sta succedendo adesso, noi alla fine andremo in televisione a raccontare che sono aumentati i poveri. Ma il problema nostro, il del gruppo dirigente, del sindacato, dei politici in particolare, non è quella di dare a dire quanti sono aumentati i poveri, è a dire di quanto sono diminuiti, di quali interventi sei riuscito a farli per diminuirli. Invece qui c'è tutta una discussione continua tra destra e sinistra, con governi che durano 1 anno e mezzo e le situazioni peggiorano di anno in anno. Abbiamo visto anche il nuovo governo, sembrava che dovesse risolvere tutte quelle questioni del mondo. Sono passati 100 giorni, adesso la luna di miele è finita, però stanno facendo né più né di meno di quello che stava impostando Draghi prima, forse anche qualcosa di peggio. Ecco, intanto noi, il nostro Alessandro con Francesca ci sta facendo vedere una delle manifestazioni dell'UDI, delle Unioni Donne Italiane, perché giustamente nell'ambito della contrattazione certo, questa era l'altra metà del cielo costantemente, come dire, penalizzata. Non è cambiato niente o è migliorato qualcosa? No, è cambiato un po'. C'è ancora molto da fare, ok? Beh, intanto è cambiato che nel mercato lavoro sono entrate molte più donne rispetto al passato. Poi nell'entrare al mercato lavoro ci sono ancora delle disuguaglianze, per esempio la difficoltà di fare carriera in modo lineare come li fanno gli uomini, il fatto che molto spesso il part-time non è un part-time deciso dalla persona ma è indotto dal sistema produttivo che ti chiede di andare a part-time, cioè ci sono una serie di situazioni che vanno colmate, ma indubbiamente abbiamo fatto dei passi in avanti, cioè siamo a un tasso di occupazione femminile che supera il 55%, 40 anni fa non c'era questo tasso. E rivediamo un po' l'immagine delle donne, che magari Paolino ne riconosce qualcuna, perché è curiosissimo vedere questi cartelli, questa voglia e soprattutto queste donne in piazza. Io queste cose qui non le vedo più. Non le vedi più perché appunto anche il contesto lavorativo è cambiato, adesso le donne prevalentemente non sono più dei luoghi di lavoro della produzione, sono i luoghi di lavoro dei servizi. Pensiamo a tutte le donne che lavorano nella cooperazione a sostegno del sistema sociosanitario, pensiamo a tutte le donne che lavorano nei centri commerciali piuttosto che nei negozi, quindi la trasformazione sociale, economica, produttiva ha determinato anche questo. Che donne erano queste che scendevano in piazza secondo voi? Queste erano donne che volevano conquistare la loro libertà, sono donne a cui va dato un merito profondo dal mio punto di vista. Cioè le donne devono lavorare anche per non dipendere direttamente dall'uomo, perché è chiaro, quando sei dipendente dall'uomo, dal salario, rischi di dover subire anche soprusi che diversamente non subiresti. Cioè rendere autonoma una persona con il proprio lavoro la rende libera anche da questo. Allora torniamo in studio giusto per lanciare il prossimo servizio, perché adesso andiamo a sentire un servizio, poi ho sentito la voce di Luciano Lama, direi che invece andiamo a sentire un servizio dell'11 novembre dell'87
e che parla di un incontro verso una manifestazione organizzata dalla CGIL. Il contributo è lo 09. Se non si terrà una manifestazione a livello regionale, il 25 novembre prossimo, in occasione del preannunciato sciopero generale, sarà Treviso ad ospitarne una a livello provinciale. È una delle decisioni prese oggi dalle segreterie CGIL, CISL e UIL, sinistra e destra Piave, a seguito della riunione tenutasi a Mestre del quadro attivo della CGIL trevigiana per fare il punto sulle decisioni già assunte dall'Assemblea Generale di Viareggio, ma necessariamente rapportabili agli esiti del confronto col governo e quindi alle iniziative di lotta contro la finanziaria e circa la spinosa questione della regolamentazione del diritto di sciopero, solo per citare due dei grossi nodi sui quali si innesta il dibattito sindacale in questi giorni. Ma stamane si è parlato anche di problemi degli artigiani, di questioni legate ai pensionati e al mondo della scuola, con la messa a punto di un calendario di manifestazioni che, compresa quella del 25 novembre prossimo, caratterizzeranno i giorni a venire. In sostanza si è trattato di tutta una serie di iniziative che definiscono, punto per punto, i confronti aperti nei diversi settori per il rilancio dell'iniziativa contrattuale sia nel settore privato che in quello pubblico. Tra le altre decisioni assunte oggi dai sindacati, oltre alla gestione unitaria della possibile manifestazione provinciale da tenersi a Treviso, anche una conferenza stampa che precisi il significato delle iniziative sindacali nei confronti degli artigiani e, cosa di indubbio rilievo, un convegno di tutti i delegati CGIL, CISL e UIL sul fisco, con la proposta di gestione decentrata del confronto contro l'evasione previsto per il prossimo 16 dicembre. Con un servizio così potremmo aprire, allora parliamo dell'evasione fiscale, sì. Però la domanda, io sentendo questo servizio, quando l'ho preparato, ho detto, era più difficile contrattare con il pubblico, con il privato, diciamo le grandi aziende, oppure con gli artigiani? Qui si parla anche del confronto con gli artigiani, cioè la piccola azienda, la grande azienda o il pubblico? No, era, diciamo, col pubblico era più facile trattare. Con il privato era più complicato, con gli artigiani abbiamo cominciato in quegli anni là a trattare e lo abbiamo fatto grazie anche all'intuizione di un dirigente sindacale che si chiama Renzo Donazzon. Domani sera tra l'altro presenteremo un libro a Mareno dove lui ha fatto l'assessore di quel comune, perché è stato lui assieme a Giacomini della Confartigianato e altri che si sono messi in testa di costruire l'ente bilaterale. Famoso ente bilaterale. Che poi era proprio nell'87-88 quando io sono uscito e ho cominciato a fare il sindacalista che si ragionava di questo, con discussione anche interna alla CGIL dove una parte consistente del gruppo dirigente non era d'accordo. Sono passati 3-4 anni, quindi siamo arrivati alla fine degli anni 80 e poi si è costruito questo ente bilaterale che consente a tutti gli artigiani del Veneto di avere una contrattazione di secondo livello. Okay, quindi di fare accordi che valgono per i settori aggiunti al contratto nazionale e di avere anche un sistema di welfare che adesso si parla tanto, che là è stato costruito 30 anni fa, perché ormai sono passati per welfare si intende la possibilità poi di è chiaro che negli artigiani non puoi fare sindacato come nella grande impresa, perché se vai a fare un'assemblea alla De Longhi all'epoca avevi 1000 dipendenti, se andavi alla Zanussi ne avevi 2000. Per andare a parlare a 2000 artigiani sono di media 4 persone, anche volendo non ci riuscivi, quindi hai deciso di fare un livello di rappresentanza che non fosse diretto, ma che dasse la possibilità a tutti di conoscere l'opportunità che se proprio non ce la faceva il sindacato era pronto a intervenire. Tanto è vero che con l'ente bilaterale in questi anni noi abbiamo aumentato le adesioni degli iscritti al sindacato, sia perché hanno dei benefici redistributivi sulla contrattazione collettiva e sul welfare, sia perché nel momento in cui hanno situazioni di crisi sanno dove rivolgersi per far valere i loro diritti. Quindi è stata una visione importante all'epoca. Poi ho visto anche il quarto gente congresso della CGIL, qui siamo nel 1981, giusto per parlare di confronto che avevate all'interno tra di voi. Beh, tra l'altro nel 1981 c'erano ancora i consigli di fabbrica, diversamente da adesso che ci sono i rappresentanti sindacali unitari. Diciamo velocemente cosa sono i consigli di fabbrica, perché noi raccontiamo delle cose che le giovani generazioni non conoscono assolutamente. Allora, non sanno neanche più cosa sono le fabbriche. I consigli di fabbrica... Qui siamo al Palazzo dei 300, qui siamo a Treviso. Sì, i consigli di fabbrica sono nati nel dopoguerra, attorno agli anni 50, ok? E sono quelli che rappresentavano i lavoratori all'interno delle grandi aziende.
chiaramente venivano eletti dai lavoratori, poi gestivano la propria attività, ma avevano anche una autonomia consistente rispetto anche alle organizzazioni sindacali. Poi con l'evolversi della situazione si è trasformato anche questa modalità di rappresentanza all'interno delle aziende, poi ognuno di noi può avere il giudizio se era meglio prima, era meglio dopo, ma di fatto è che questi cambiamenti sono avvenuti e sono arrivate le rappresentanze sindacali unitarie. Le rappresentanze sindacali unitarie che sono state estese anche nel pubblico dove non c'era nessuno e dove vanno rinnovate ogni 3 anni, mentre prima i consigli di fabbrica potevano restare in carica molto di più finché non si decideva di andare a elezioni. Delle volte non c'era nessuno che voleva fare il delegato, per cui il consiglio di fabbrica restava in vigore vita naturale durante, diventavano quasi delle istituzioni. Ecco, io invece adesso ti faccio vedere queste immagini, sono del secondo congresso della FIOM nell'81. All'interno della CGIL, qual era, diciamo così, il comparto più forte nelle contrattazioni? Cioè, voglio dire, chi aveva... in quegli anni là, la FIOM? La FIOM, cioè... La FIOM perché era la categoria che aveva il numero, madonna guarda. Chi è? Adesso mi sfugge il nome, lui è bravissimo a fare armoniche, a suonarle. Cavallin, Bruno Cavallin. Bruno Cavallin che l'ho visto ieri, che stava molto bene, in forma. Giuliano Chiesa, sì, li conosco. Pinese della De Longhi. Che volti. Allora dicevamo, qui all'interno c'erano quelli, diciamo, che contavano maggiormente anche all'interno del sindacato. E come vedi, la FIOM fai fatica a vedere una donna. Ok? Se guardi adesso la FIOM e la composizione della platea dei delegati, già siamo oltre al 30% di presenza femminile, perché nel frattempo il cambiamento del sistema produttivo ha portato a far sì che ci fosse l'ingresso anche di donne. Erano tutte imprese che facevano carpenteria, saldatura Piero Casarin, e quindi non c'era la donna di Flashdance. Ho capito, okay? C'era tutti i dopo però anche i cambiamenti hanno fatto sì che anche la categoria si sia trasformata. Il settore, cioè gli impiegati sono diventati molto più predominanti rispetto agli operai, la parte tecnica lo stesso e poi anche tutta una serie di altre attività. Claudio Zaccarin. Ecco, una domanda, c'è mai stato, diciamo, una sorta di sciopero dei colletti bianchi come è successo quella volta con la Fiat, quella famosa volta in cui sono scesi i colletti bianchi dopo le contrattazioni da parte dei sindacati? No, a mia memoria no. Qui la contrattazione è di tipo diverso, il rapporto anche con, diciamo sì, così... Cioè, Treviso era comunque un territorio e una cultura del lavoro diversa, cioè c'era più una rappresentazione del metalmezzadro a Treviso, okay? Diversa da quello che c'era a Marghera, a Porto Marghera, anche se comunque a Marghera c'era un po' di metalmezzadro, perché quelli che venivano dalle campagne, per esempio da Santa Maria di Sala, Noale, Salzano, tutti quei paesi là, erano comunque persone che sono cresciute e hanno lavorato nelle campagne da questo versante. Tanto è vero che poi oppure lavoravano nelle piccole imprese, sono andati nella grande impresa e attraverso la grande impresa e la lavorazione ancora dei campi si sono costruiti le proprie case, cioè hanno avuto quel livello di benessere che adesso fatichiamo ad avere. Quindi la prima considerazione, perché poi io ho 3 servizi ancora da vedere, il tempo sta scivolando via. La prima considerazione era: stavamo meglio quando stavamo peggio, cioè, cos'è che sta mancando adesso in questo momento anche da questo versante del sindacato? Ma credo che i confronti siano difficili da fare, poi chiaramente noi potremmo dire che nella nostra epoca le cose erano diverse, ma io spiegavo sempre anche a mio papà che mi diceva certe cose rispetto a quando lui mi sgridava di come noi ci comportavamo, io dicevo guarda che le cose sono cambiate anche adesso, quindi non puoi fare dei raffronti. Il punto qual è? Che all'epoca non era facile fare sindacato, perché ricordo che agli anni 80 era il periodo in cui tu sei stato all'apice della distribuzione della ricchezza prodotta rispetto a ciò che si è costruito in Italia dal dopoguerra e fino agli anni, fino agli anni 60-70. Quindi era diciamo, la coda del boom economico. Poi hai cominciato a perdere tutta una serie di certezze per effetto della crisi, poi c'è stata la trasformazione e nella trasformazione molto probabilmente noi abbiamo la necessità di saper cogliere come parlare alle persone. Però anche qui io vorrei fare una riflessione, forse una mia opinione, cioè non è vero che noi non rappresentiamo più i lavoratori. La CGIL di Treviso ha
oltre 70.000 iscritti, è vero che 40.000 sono pensionati, ma è anche vero che negli anni 80 la CGIL non aveva 70.000 iscritti, ne aveva poco più di 36.000. Il consiglio di fabbrica della Franklin e della Berger insieme, perché i consigli di fabbrica insieme ragionavano. Perché i consigli di fabbrica insieme ragionavano di quali erano la Carme Bongiorno, la prima donna sindacalista d'Italia, della Camera Lavoro di Treviso, insieme ragionavano per vedere quali erano anche le rivendicazioni comuni. Per esempio in quell'area si stava rivendicando di avere una mensa interaziendale, okay? Che poi è stata fatta. Poi dopo con la crescita delle aziende si è fatta... Guarda, era proprio una sorta di lezione, tentare. Sì, sono i corsi di formazione che si faceva... Cognitivo, azione... Figuriamoci. Quindi allora, tornando a noi, quindi diciamo che non è vero che non serve più il sindacato, anzi. No, il sindacato serve ancora, bisogna però che il sindacato sia in grado di saper interpretare nel suo insieme i cambiamenti che ci sono stati. Tanto per dare un esempio, noi durante il Covid non abbiamo praticato la partecipazione all'interno dei luoghi di lavoro, perché non si poteva andare, però paradossalmente siamo cresciuti di iscritti, perché pur non praticando la presenza diretta, tutte le crisi, la gestione delle chiusure, si faceva accordi sindacali, si è cominciato a ragionare con le persone anche via Zoom, via Teams e quant'altro. Alla fine molti giovani si sono anche iscritti perché dicono ma io non pensavo che il sindacato facesse queste cose. Come dicevo prima, noi negli anni 80 avevamo 36.000 iscritti, negli anni 2023 ne abbiamo 70.000. Poi non è così dappertutto, perché ci sono situazioni invece dove sei regredito. È chiaro che qui ci sono aziende nuove dove tu devi parlare un linguaggio diverso rispetto alle persone che ci sono e rispetto alle professionalità che hanno. Se penso alla Texa, che era un'azienda che non c'era all'epoca e che adesso ha un numero importante di dipendenti e che sono ingegneri e sono tutta gente che ha una laurea in tasca e quant'altro, loro hanno aspettative diverse da quelle che avevano i propri genitori. Anche perché la tuta di lavoro ce l'hanno già, la mensa ce l'hanno già, non dappertutto è così. Cioè le ferie ce le hanno già, i permessi ce li hanno, ok? Il contratto nazionale ce l'hanno. Quindi tutte conquiste che avete fatto voi come sindacato. Quando sento dire che adesso c'è la precarietà, ricordo sempre i più giovani, non è che allora ci hanno regalato qualcosa, ok? E stavamo bene. Allora ce lo siamo conquistato. Il punto vero è che i giovani non fanno quello che diceva Lama. Parlate tra di voi, convincetevi di mettervi insieme per ottenere la lotta. Se no, se c'è qualcuno che alza la testa e gli altri dicono, come spesso succede, va avanti te che a me viene da ridere, alla fine questo viene confinato, no? E quindi non realizza queste situazioni. Ma ce ne sono di cose dove bisogna osare un po' di più. Penso per esempio a tutto ciò che viene appaltato dal sistema pubblico. Tutto quello che viene appaltato dal sistema pubblico, quindi dalla regione, con o senza autonomia, permettetemi questa battuta, viene appaltato con le regole del massimo ribasso. Ma il massimo ribasso a cosa porta? A ridurre le protezioni dei lavoratori. Ma se tu pubblico fai queste norme e le pratichi e paghi i dirigenti rispetto a quanto massimo ribasso riescono ad ottenere, prima o dopo salterà la corda anche qui, ok? Però anche qua abbiamo difficoltà perché sono tutte piccole cooperative, hanno paura, dicono a te di risolvere il problema, però per risolvere il problema bisogna farlo scoppiare e per farlo scoppiare bisogna scendere nelle strade. Credo che la storia antica molto probabilmente dovrà ritornare di moda con modalità diverse, non scenderemo con le trombe, scenderemo qui social, cioè utilizzerai gli altri strumenti, ma è la presenza fisica e l'unità delle persone in carne e ossa che evidenzia la criticità che può aiutare a risolvere il problema e a progredire. Beh, io direi che, guarda, io avevo 3 servizi, vorrà dire che ci troveremo un'altra volta perché il tempo qui è finito. Devo dire che però l'analisi c'è tutta, quindi tornare sulle strade, tornare a trovarsi, tornare a fare aggregazione, perché solo così si fa confronto, si fa mediazione e si arriva a una parte che va bene per tutti, insomma. Va bene per tutti, guarda, io seguo i pensionati, tra 10 giorni cominceremo le assemblee di tesseramento dei pensionati, mandiamo le lettere a tutti a casa e diciamo venite anche per dirsi parole se serve.
perché questo aiuta a noi a stare attenti a non salire sul gradino sbagliato, non so se mi spiego, e a cogliere le vostre difficoltà, le vostre problematiche, però poi se le cogliamo e le mettiamo insieme bisogna metterci la faccia. Non è che se la mette il barbiero che può piacere o no si risolve il problema. Se metto la mia assieme a altre 1000 facce, voglio vedere, è dura per tutti. Grazie Paolino Barbiero. Grazie, Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità. Seconda parte affronteremo un tema, quello della droga dagli anni '80 in poi, per capire com'era nel passato, per chi non l'ha mai conosciuto come storia, capire com'è il presente e vedere che cosa si può fare per combatterla in futuro. Dopo la pubblicità. Buonasera, rimaniamo ancora nell'ambito della cronaca. Ci sono sviluppi nella vicenda del giovane di Chiarano trovato morto ieri in una vigna a pochi metri da casa. Ce ne riferisce Alberto Reggiani nel servizio che segue. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Chiarano i funerali di Giampaolo Moro, il giovane 24enne trovato cadavere ieri mattina in una vigna a poca distanza da casa, proprio nel territorio di Chiarano. L'autopsia sul cadavere, effettuata dal medico legale Giovanni Daniotti, è ancora coperta dal segreto, ma sembra ormai accertato che Giampaolo Moro è morto parecchie ore prima di essere ritrovato stroncato da un'overdose di stupefacenti. Verrebbero così a cadere le altre ipotesi, tra cui quella dell'omicidio, circolate con insistenza nella serata di ieri. Per tutta la giornata di oggi sono proseguite con la massima intensità le indagini da parte di carabinieri e polizia per far luce su vari aspetti ancora oscuri di quest'ennesimo dramma della droga. Appare tra l'altro accertato che il corpo di Giampaolo Moro sarebbe stato scaricato da qualcuno nella vigna di Chiarano quando era già privo di vita, e sull'identificazione di questo qualcuno va ora incentrandosi l'attività degli inquirenti. Già setacciati a tappeto gli ambienti e gli amici che il giovane frequentava a Chiarano, ma nulla di interessante sarebbe emerso. Le indagini ora si allargano, soprattutto per verificare quali altri ambienti della zona, Oderzo o Motta di Livenza, la vittima potesse frequentare. In paese intanto la tragica fine di Giampaolo Moro continua a far discutere. Sul ragazzo emerge una considerazione sostanzialmente buona, ma anche una certa diffidenza nei confronti di uno che si drogava ed era risaputo. Il ragazzo nell'ultimo periodo aveva tentato di uscirne, si era sottoposto ad una terapia disintossicante, era in cura di metadone e quest'ultimo elemento, paradossalmente, potrebbe aver acuito i devastanti effetti dell'ultima dose. E questo era uno dei tanti servizi che andavano in onda quasi costantemente nei telegiornali degli anni '80. Siamo nel telegiornale dell'87, dell'ottobre dell'87. E proprio per parlare di droga e parlare anche della droga di ieri, della droga di oggi, ma anche di come uscirne domani, abbiamo convocato Antonio Zamberlan, che tutti ricordano perché è il volto di Alternativa, della cooperativa Alternativa, di recupero, ma è anche stato un volto della piccola comunità di Don Gigi Viana. Tanto benvenuto, buonasera. Ciao. Intanto Antonio Zamberlan come arriva a immergersi in questo girone di dolore, perché poi quando ci si avvicina a mondi come quello della droga, noi che insomma dalla parte giornalistica l'abbiamo toccato, è un mondo di dolore. Come ci sei arrivato? Ci sono arrivato dopo aver lavorato per alcuni anni, diversi anni, in un'azienda agricola come ennotecnico. Io mi sono diplomato alla scuola enologica di Conegliano e ho cominciato a lavorare proprio nel settore in un'azienda a Busco di Ponte di Piave della contessina Maria Luisa Galarati Scotti, da lì a Sora. Però era consuetudine fermarmi a pranzo in un ristorante e incontro un giorno un insegnante dell'istituto professionale di Piavon, istituto agrario di Piavon, che ci incontriamo, scambiamo due parole e lui mi racconta cosa fa, io racconto cosa faccio e mi dice: guarda che c'è una comunità, della piccola comunità di Conegliano, che ha bisogno di un operatore sociale e soprattutto di uno che se ne intenda di agricoltura a Ponte di Piave, a Levada. Io di per lì ho ascoltato, dopodiché ho cominciato a riflettere sulla opportunità di
dire ma io sto facendo un lavoro che tutto sommato non è che mi piacesse tantissimo, chiuso in laboratorio, molto solitario, e dico forse ho l'occasione di fare qualcosa di più interessante. Ne parlo a casa, io tieni conto che ero monoreddito, quindi facevo un salto non da poco, andavo in una struttura che non aveva una grandissima fama in quel momento, però mi incuriosisce, approfondisco la cosa, do le dimissioni dall'azienda e vado a lavorare alla piccola comunità, nella sede però di Ponte di Piave, quella che oggi è di proprietà della cooperativa alternativa. Ecco, ma giusto per capire, lì c'è una scelta di cuore, perché lì c'è una matrice cristiana che c'è in te, perché solo che uno non deve vedere il lavoro, deve vedere il servizio agli altri, perché uno quando va in piccola comunità dà il suo tempo per tirare fuori chi è all'interno di una situazione veramente difficile, forse irrecuperabile, come abbiamo visto finisce con la morte per molti. Guarda, la sensibilità non mi mancava come non mi manca oggi, tanto è vero che quando vengo interpellato in queste condizioni dico io sono uno che sa da incenso, perché ho tutta la mia storia che nasce all'interno di un contesto preciso che è quello cristiano, e quindi gioco questa carta sapendo bene che non è facile oggi, ma soprattutto mi dà quella forza, quella energia, ma soprattutto quei valori di quali sono orgoglioso e che mi permettono di fare tante cose, che mi hanno permesso di fare tante cose, a partire dalla mia famiglia, chi mi conosce sa che percorso ho fatto, ma soprattutto mi fa essere tranquillo nei rapporti delle persone che hanno delle difficoltà, e quindi ho la facilità del rapporto con queste persone qua e mi è venuto buono subito. Ecco, allora proprio per parlare di questo rapporto, perché mi incuriosisce capire chi era il tossicodipendente di quel tempo. Vediamo invece un servizio che arriva dalla redazione di Venezia di Antena 3, uno dei primi, il 28 ottobre dell'87 Nick Pintoni intervista una ragazzina di 14 anni che si buca dall'età di 11. Sentiamo la sua testimonianza. E continuiamo a parlare di droga, anche perché la droga è un problema sotto gli occhi di tutti. È una realtà che tanti giovani vivono quotidianamente, una realtà che può distruggere fin da bambini. Vi proponiamo ora un servizio della nostra redazione di Venezia, la sconvolgente testimonianza di una ragazzina di 14 anni che, pensate, si buca ormai da 3. La scelta di mettere in onda questa conversazione non è dettata dal piacere del colpo a sensazione, semmai vuole essere un monito perché tutti possano riflettere di più e meglio. Avevamo scritto ieri di una ragazza minorenne di Marghera che ha rischiato di morire per overdose da eroina. Si è ristabilita e dall'ospedale è tornata a casa. Abita alle spalle della zona industriale. Non importa dirvi dove o mostrarvi la sua casa. Può essere alla Cita, a Ca' Emiliani, come in altra parte. Quel che importa è che a Marghera, fra i tossicodipendenti, l'età del primo buco si è abbassata. In questa zona il rapporto tossicodipendenti abitanti è di 5.000, cioè ogni 1.000 persone ci sono 5 ragazzi che si bucano, e aumentano fra i tossicodipendenti le donne e i minorenni. La ragazza di cui parlavamo e che ha rischiato di morire è una di queste, ha 14 anni ma ne dimostra qualcuno in più. Siamo andati a trovarla stamattina perché la sua testimonianza serve a qualcosa e a qualcuno. Da quanto tempo ti droghi? A che età hai cominciato? Da 6 mesi. E com'è successo? È successo. Quante ragazze come te fanno questa esperienza? Nessuna. Hai intenzione di smettere dopo questa... Sì. Pensi di ricominciare a scuola? No. Com'è possibile che una ragazza della tua età faccia queste esperienze così forti, così dure? Boh. Non saprei spiegarle. Proprio non saprei. Hai qualche progetto? Ancora. Qualche sogno, qualcosa che vorresti fare? C'è molta gente della tua età che si droga? Non credo. Da mia età no. Qualche anno in più. Qui a Marghera sono molti giovani che fanno queste esperienze? Che ne sì. E tu cosa pensi della droga? Niente. Sì. Niente. Non saprei. Ma perché uno si avvicina alla droga?
Se qualcuno, Perché? uno si avvicina alla droga, perché ti sei avvicinato alla droga? Per provare. Per provare. Pensi di smettere? Sì. Non hai un sogno, una aspirazione, un progetto? No, neanche no. E della gente come te, che fa queste esperienze, cosa pensi? Che si è fatti sui. Io penso per me. Qualche consiglio da dare? Zelanda, lo so. Pensavo per me. Questa la testimonianza, tanto fredda da lasciarci ammutoliti. Sono passati tanti anni e ci rimaniamo ancora ammutoliti, perché io quando l'ho sentita, poi te l'ho proposta, è perché secondo me, cioè, partire da qua per cercare di tirare fuori uno è veramente difficile. Come facevate? Perché questa è la media di chi arrivava poi a voi. Guarda, mi è stata fatta più volte la domanda da un mio carissimo amico, Don Mario Cusinato, quando mi ero lanciato in questa avventura, e ogni tanto mi diceva: ma quanti ne salvate di queste persone? Io non so quanti ne abbiamo salvati, io so che abbiamo provato tutte le strade per portarli in una situazione, diremo così, di tranquillità personale. Vale a dire, storie come quella raccontata adesso ne ho sentite tantissime, di gente anche molto più grande, quella forse in grado anche di elaborare meglio quello che era successo. Però di fatto si tratta di persone molto deboli, a volte anche povere intellettualmente, che hanno famiglie a volte anche molto povere, e che non sanno trovare il bandolo della matassa. E allora di fronte a questo, di fronte a frequentazioni che molto spesso sono in linea con quelle che sono queste persone, perché non è che siano cercate da quelli che magari hanno uno stile di vita o un modello di vita proponibile, sano, eccetera, si agganciano facilmente a chi ha già percorsi di difficoltà, perché navigano nella stessa acqua. Intanto facciamo vedere un po' di siringhe, cose che negli anni '80 trovavi anche vicino alle scuole. Qui siamo vicino a una scuola e adesso più tardi si vedrà, addirittura c'è un posto dove ci sono tutte le siringhe infilzate, quasi fossero una specie di trofeo. Esatto, per dire, no? Ecco, ma come siete riusciti a ripartire? Cioè, per quando ti arrivano cose così, con il vuoto spinto dentro, per rimotivare persone così bisogna essere motivatissimi personalmente? Sì, cioè, dove trovavate la forza? Guarda, la forza era data dal poter proporre intanto l'occupazione, perché io sono arrivato alla piccola comunità con un progetto, con un obiettivo preciso. Io dovevo occupare questi ragazzi per fare percorsi di tipo occupazionale, ma è chiaro che attraverso il lavoro tu intessi anche delle relazioni. Mi ricordo chilometri fatti attorno all'azienda agricola per parlare con gente che sentiva il bisogno di doversi drogare e che noi cercavamo di convincere che doveva smaltire questa dipendenza, e guarda che ci vogliono tanti giorni per smaltirla, non è una cosa facile, e quando scappavano dalla comunità era perché proprio non ce la facevano a resistere. Ma poi attraverso il percorso della natura, cioè del dire: guarda che se tu riesci a capire che la natura, le piante, tu sai coltivarla, sai dar da bere, sai allevare questa pianta, raccoglierai anche i frutti. Un esempio che porto spesso, dico, sono frutti che arrivano in ritardo, no? Perché uno magari a 20 anni, 30 anni arriva là che non ha ancora inventato niente, invece altri hanno già fatto percorsi. E allora l'idea è di dire: guarda, accontentati di questi frutti che arriveranno in ritardo, ma potrebbero avere anche più profumo, più gusto degli altri, perché sono il frutto di una grande fatica, no? E allora dietro a questa idea, a queste convinzioni, molte persone si sono convinte che valeva la pena, e bisogna arrivare a questo, dire: guarda, io ho sbagliato strada, non sono fuori del tutto, avrò sempre qualche dipendenza, perché dopo la dipendenza dalla droga a volte si spostava sull'alcol, no?
e sono persone che hanno sempre bisogno di essere aiutate, di essere appoggiate, escono facilmente dall'argine, però quando uno ha fatto un percorso, un ragionamento, quando si è convinto che quella è la strada sbagliata, anche se qualche volta esce, tu puoi sempre ricondurlo dentro, però ha sempre bisogno di un appoggio. Un appoggio. Allora la prima considerazione, perché noi vediamo il passato per capire il presente. Adesso questo presente di giovani che cercano lo sballo, non direttamente, alcuni attraverso la droga, altri in altre maniere, e sono così fragili come erano i tossicodipendenti che incontravi tu, i giovani di oggi, voglio dire. Sì, con forme diverse, però danno l'immagine proprio di una fragilità enorme, cioè maturano più tardi, sicuramente c'è una maturazione che deve più tardi, data da un contesto sociale che non aiuta. Io non voglio dare giudizi sulle famiglie, perché la famiglia è la cosa più sacra che ci sia. Però l'esperienza tua conta. Sì, conta per dire che cosa? Che abbiamo bisogno di aiutare la famiglia. A me non sembra che esistano delle politiche veramente a favore della famiglia. Calma, però come aiutarla come? Perché uno dice, anche se io li riempio di soldi, qui è un problema, diciamo, personale. Parlo di progetti educativi. Ecco, cioè cosa si può fare per aiutare la famiglia in maniera tale che questa famiglia aiuti il figlio a non entrare in alcuni giri strani o tornare a drogarsi o andare a drogarsi come succede? Partiamo dall'inizio, cioè dal rapporto di coppia, cioè partiamo da quelli che si mettono assieme e che decidono di dare compimento alla famiglia attraverso i figli, anche con i figli, no? È naturale. Però se tu non crei la base solida all'inizio, e vediamo quante separazioni, quanti divorzi ci sono, che sono il sintomo, no? Il sintomo sono la realtà di come vengono costruiti questi rapporti, cioè non c'è quella stabilità che è necessaria per avere dei figli, perché i figli ti copiano, ti giudicano, ti mettono alla prova, ma se tu non sei stabile è chiaro che anche loro vivono questa instabilità. E quindi io dico, ci vuole un progetto educativo, non è una cosa facile, però se ci fossero, e ci sono delle associazioni, ci sono, la Chiesa in questo senso qua può dare molto, percorsi che ti aiutano, percorsi anche dove io, che ho frequentato con mia moglie, come tantissime altre coppie, il centro della famiglia, si arrivava a partire di 20 coppie che facevano il percorso e 2 o 3 alla fine dicevano non siamo fatti l'uno per l'altro, non ce la sentiamo, che era la cosa più bella, più giusta, cioè non creavi un rapporto, un matrimonio che dopo si sarebbe disfatto. Perché c'era una consapevolezza, un percorso che ti permetteva di maturare in una scelta di vita. Bravo. Che è una scelta importante. Se avevi un percorso che durava un anno, dove mettevi fuori l'idea tutto. Allora del divorzio, del fatto che sia tutto molto più semplice quando fai una scelta, cioè l'idea di liberalizzare in genere, quindi una strada sbagliata? Attenzione, perché poi ti porta... Non è sbagliata, diciamo che deve partire da un desiderio vero di fare famiglia, da un desiderio vero di voler bene una persona, e di fronte a questo devi anche accettare di fare delle fatiche. Chi è che può dire non ho mai avuto difficoltà in coppia, non ho mai avuto difficoltà con i figli? Cioè io li sfido, portatemi qua che non li conosco. O si cresce, quindi si affronta dicendo dobbiamo trovare una soluzione che non sia la rottura, oppure non si è cresciuti abbastanza, però si ha gli strumenti per dire sai che c'è, sciogliamo tutto, cioè il divorzio in questo ragionamento sembra che sia controproducente anziché arricchente la società. Troppa libertà. È l'ultima ratio, cioè io dico ci sono delle situazioni in cui scopri nel tempo che non c'è più niente e rischi di fare danni. Naturalmente chi è che paga il prezzo alto di questa cosa? Io. I figli la pagano, perché quando una coppia si separa, dopo che mi vengono a dire che i figli vivono bene col papà o con la mamma, per carità, io non ho questa esperienza, ma ho qualche dubbio, ecco. Personalmente ho qualche dubbio. Dopodiché credo che se bisogna fare scelte consapevoli bisogna farle dall'inizio, e il tempo iniziale è quello in cui puoi maturare, se la tua strada è quella, dico, del matrimonio stabile in chiesa, in comune, finché si vuole, ma che dia garanzie per te, per il partner e per i figli che verranno. Soprattutto per i figli, perché poi sono loro che ereditano. Pagano il prezzo dopo. Allora, visto che parliamo di liberalizzazioni, no? Vi porto al 1989,
Alessandro, il contributo del 26, proprio saltiamo la scaletta perché il ragionamento ci sta portando dall'altra parte, il contributo 26, dove abbiamo Emilio Vesce, quindi stiamo parlando di radicali e stiamo parlando proprio di liberalizzazione. Loro hanno fatto la battaglia per il divorzio, hanno fatto la battaglia per l'aborto e hanno fatto una battaglia, la facevano nel 1989, in questo caso a Padova ma poi tutto il Veneto, proprio per la liberalizzazione anche delle droghe leggere. Sentiamo cosa dice e poi lo commentiamo. Contributo 26. Noi stiamo raccogliendo le firme per questa petizione che è rivolta al sindaco e alle autorità. Vogliamo che il comune e le autorità preposte si pongano il problema di introdurre nel mondo della tossicodipendenza una cultura che sia capace di dissuadere, di curare e di prevenire la tossicodipendenza piuttosto che punirla così come vuol fare la legge che stiamo discutendo al Senato attualmente. Perché il dialogo è quello che conta e che forse farà ritornare dal tunnel tanti giovani che lo affrontano questo tunnel perché si sentono un po' scoraggiati, perché mancano quella sfera di valori che in qualche misura è negata in questa nostra società. Cosa chiediamo? Chiediamo in particolare che vengano distribuite delle siringhe gratuitamente, chiediamo che ci sia una distribuzione di profilattici gratis, questo per evitare la diffusione dell'AIDS, chiediamo che ci sia un atteggiamento umano nei confronti dei tossicodipendenti, ma concreto, non a parole come molto spesso avviene. Noi dobbiamo uscire dalla logica della punizione o dell'SFR, della liberalizzazione, perché tra queste due polarità non ci siamo noi che ci consideriamo antiproibizionisti, noi siamo in mezzo, siamo tra coloro i quali vogliono delle leggi capaci di stroncare il traffico della droga, capaci di curare chi è inserito nella tossicodipendenza, capaci di dissuadere chi vorrebbe scegliere la tossicodipendenza o comunque la droga come via e soluzione di molti problemi. E per questa ragione noi siamo antiproibizionisti, perché vogliamo una democrazia non proibizionista, vogliamo una democrazia consensuale, convincente, cioè che vince insieme a tutti coloro che partecipano ad essi i problemi che di volta in volta si presentano. Commento? Perché allora, come lui all'epoca dimenticava, non l'ha fatto, ma sicuramente l'aveva in mente. Io sono arrivato alla cooperativa alternativa proprio nell'89, quando il carcere cominciava a riflettere sulla possibilità che i detenuti con problemi di tossicodipendenza uscissero, e noi abbiamo cominciato a accogliere proprio quelle persone, proprio in linea con quello che diceva Vesce, cioè il problema esiste, è inutile che ci nascondiamo, offriamo delle possibilità di recupero. E io devo dire che di successi ne abbiamo avuti tanti. Ancora oggi in cooperativa lavora gente che è passata attraverso il traffico, che io stesso ho portato fuori dal carcere, e sono là che lavorano e non hanno più fatto uso di droghe. Cioè abbiamo offerto una opportunità di lavoro, abbiamo offerto una dignità, abbiamo offerto la possibilità di riagganciare la famiglia, i figli. Non posso dire che abbiamo fatto miracoli, però abbiamo sicuramente avviato una strada che ha permesso di capire che se tu offri delle opportunità vere, queste possono dare dei risultati. Ma offri delle opportunità che significa l'alternativa alla droga oppure la liberalizzazione della droga stessa? Perché qui si parlava di siringhe gratuite, si parlava di antiproibizionismo. Sì, per sconfiggere il rischio del contagio, per il rischio dell'AIDS, perché il problema della droga purtroppo esisteva, non è che invece dicesse no, con questo sparirà la droga, il problema della droga resta, come resta il problema dell'alcolismo, resta il problema della cocaina adesso. Il problema esiste, il problema è di dire facciamo dei percorsi che consentano alle persone di capire che questa strada non porta da nessuna parte, cioè ti svia da quello che è il significato vero della vita, quello che è l'impegno, un impegno civile, un impegno di vita dignitosa, che vive una realtà una realtà fuori dal mondo, vive questa realtà. E purtroppo il problema oggi è per quelli che non accettano di vivere una condizione normale, e ce ne sono tanti, perché uno dei temi che erano frequenti, adesso non ho aggiornamenti, ma le doppie diagnosi, la droga e i problemi psichiatrici erano all'ordine del giorno, e ci sono ancora questi problemi, quindi non si sa, come che si dice in dialetto, dove cavar per mettere, no. Cioè c'erano questi problemi, e che erano ancora più difficoltosi, perché curiamo la tossicodipendenza, ma abbiamo in mente anche tutto il problema psichiatrico, le depressioni, la schizofrenia.
Io allora adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi affronteremo questa seconda parte. Allora, la droga come, diciamo così, segnale d'allarme di un problema psichiatrico diffuso, che peraltro pare che stia aumentando nella nostra società attraverso le depressioni. Però poi in questa seconda parte dopo pubblicità partiamo con una piccola sorpresa perché è bello vedere. Dopo la pubblicità. Ringrazio il sindaco, il presidente della URSS, dottor Carnio, il vicepresidente della URSS. Voglio qui brevemente ricordare come la cooperativa alternativa abbia potuto riprendere ad operare assieme alla URSS 10, alla provincia, al carcere, al comune di Carbonera e al consorzio Intesa. Ha fatto un progetto per il rilancio delle attività. Il progetto prevede una serie di attività lavorative, agricoltura, raccolta differenziata, un laboratorio artigianale. In questi mesi il nuovo Consiglio di amministrazione si è preoccupato anzitutto di curare l'inserimento dei detenuti che possono usufruire del provvedimento di semilibertà. Per poter operare e far fronte ai progetti ci servono risorse finanziarie. L'azione si augura che in sede di rinnovo delle convenzioni con la ULS numero 10 si possa affrontare questo argomento per cercare di dare una risposta anche a questo problema. La festa di oggi è stata voluta proprio perché ci sia questo coinvolgimento, perché ci si possa conoscere, perché ci si possa scambiare delle idee. Perché ci si possa conoscere, ci possa scambiare delle idee. Questo era un Antonio Zamberlan del 1990, 33 che anni sorpresa, fa. Che sorpresa. Tra l'altro poi abbiamo adesso il nostro Alessandro con Francesca ci fa vedere di nuovo le immagini, perché in mezzo ci sono anche le immagini di tua moglie, giustamente, ma le rivediamo. Rivedersi così con l'inaugurazione degli anni 90 di questa avventura che è alternativa che sta proseguendo adesso, che poi è fondamentale proprio nel tema del recupero dei tossicodipendenti, ma anche recupero di chi ha vissuto il carcere. Da dove è nata questa storia? Beh, ti ricordo che quella struttura a Vascon l'aveva inventata proprio Gigi Vian e che aveva abbandonato un anno prima perché c'erano state delle difficoltà, io non sto qua adesso a dire che cosa. Sta di fatto che proprio su queste ceneri io vengo contattato dall'allora Gianfranco Pozzebon, che era un dirigente, oggi è vice direttore dell'ASL di Venezia, dicendo: guarda, vogliamo ripartire con un progetto per il carcere, se vuoi abbiamo pensato a te. Io lavoravo allora sempre per Gigi Vian a Ponte di Piave. È stato difficile accettare, però ho accettato. Ho ricordato in qualche momento che quando sono arrivato qua e mi sono veramente reso conto di che salto avevo fatto, devo dire che qualche perplessità l'ho avuta, però dopo ho avuto l'aiuto di tantissima gente che mi ha aiutato, sostenuto, la mia famiglia in primis. Abbiamo visto tua moglie col capo chino nel giorno dell'inaugurazione. Era preoccupata perché? Perché sapeva che andavamo incontro a un periodo difficile perché avevamo già dei figli, eravamo una famiglia monoreddito, non era facile, e poi avevo l'incertezza, io non sapevo se ancora la comunità, cioè la struttura era in grado di pagarsi, perché ricordo, e qua c'erano i dirigenti, c'era Carnio, che è quello di sinistra, e Monsignore, c'era Don Lorenzo Piranche, al quale voglio un bene da morire perché veramente mi è stato tanto vicino, la Benita per il Sinotto, che mi avevano assicurato un finanziamento di 90 milioni che sono arrivati dopo un anno. Ecco, questa adesso forse appare qua, sì, questo è il magistrato di sorveglianza. Eccola la Bigia, questa è mia moglie, la Rita. Preoccupatissima. Sì, era preoccupata. Sì, e insomma, perché quel finanziamento? È arrivato dopo un anno, quindi sono dovuto andare in banca a chiedere a Gianni Buso, che era direttore della filiale
di Unicredit a Macerata a chiedere i primi 15 milioni e lui ha detto attento che se non li restituissi veniamo a prenderci la tua casa, e Rita non sapeva niente di queste cose qua. Ma Quindi, chi te l'ha fatto fare tutta questa cosa per andare a recuperare gente che per l'opinione pubblica invece dovevano stare, come dire, dietro alle sbarre e le chiavi buttate via, come si diceva? guarda, posso dirti, non bisogna fare tanti ragionamenti su queste cose qua. O butti, come si dice, il cuore oltre l'ostacolo e dici io questa cosa mi sento che posso farla. È chiaro che devi fare un ragionamento di sostenibilità, ma con grandi incertezze. Io però mi ritengo uno che ha sempre avuto coraggio per fare delle scelte anche là dove magari qualcuno dice no, guarda che non è opportuno. Io devo dire che sono sempre stato sostenuto da quella che è la mia fede e non ho timore di dire che è quella che mi ha sorretto in tanti momenti, con l'amicizia di tante persone che condividono il mio progetto di vita, prima di tutto Rita, mia moglie, e i miei figli. Ecco, io invece volevo parlare proprio di fede, perché qui all'interno vediamo la presenza della Chiesa, l'abbiamo vista nelle immagini, diciamo che c'era la piccola comunità di Don Gigi Vian, diciamo anche che c'era il CEIS con Don Antonio Viale. Ecco, qual è il rapporto ad esempio con questi percorsi di recupero organizzati dalla Chiesa? Beh, intanto partiamo dal presupposto che il primo sostegno è venuto da Don Fernando Pavanello, che era direttore della Caritas, che è riuscito a coagulare le persone, i suoi preti, i suoi amici preti. Considera che Don Lorenzo aveva vissuto assieme. Aspetta, ti fermo subito, perché allora a questo punto Don Fernando Pavanello, ve lo faccio vedere, il contributo è il numero 20, è un contributo sonoro, sentiamo Don Antonio Viale, il giorno dell'inaugurazione del CEIS di Campocroce di Mogliano. Vediamolo insieme perché lì c'è anche Don Fernando Pavanello, vedrai. Prego, vediamo. Agli amici del Lions, e credo che anche la disposizione, no? Le autorità si congiungono anche con i ragazzi, no? Quindi non c'è che di solito c'è il palco, le autorità e di là. Ecco, noi non vorremmo che ci fosse autorità e loro di là, che fosse un incontro così, proprio guardandosi, come dice la nostra filosofia, nel cuore, negli occhi, insomma, no? E questo momento di comunità è, come tutto il programma terapeutico, è anche espressione e attenzione della Chiesa di Treviso. Rivedere Don Fernando Pavanello a Caritas e risentire Don Antonio che dice qui nel giorno dell'inaugurazione mettiamo tutti allo stesso piano, autorità ma anche ragazzi, dicevano i ragazzi che venivano recuperati. Quindi la Chiesa ha un ruolo importantissimo in questa strada. Fondamentale secondo me. Che dopo... Ma che Chiesa? La Chiesa operativa? Chiesa operativa, sì. I preti lavorano, Don Antonio Treviso all'interno del carcere era stato prete operaio, no? E io avevo una grandissima stima nei confronti di quest'uomo generosissimo, proprio la generosità fatta persona. Io ricordo il rapporto che aveva con i detenuti lui, duro ma di una bontà assoluta. Ma ricordo Don Lorenzo quando all'interno della cooperativa una domenica mattina, andando a fare il solito giro di controllo, ho trovato una persona che si era impiccata. Il primo si era alzato fuori dal balcone e il primo a venirmi a aiutare è stato proprio Don Lorenzo. Cioè, io ho preso, no, paura. Non devo dire che mi sono spaventato, ma ho capito di che cosa stavamo parlando, di gente che di fronte al fatto di non farsela più prendeva le soluzioni, scusa, più tragiche, forse le più facili anche, perché la faccio finita, no? E ricordo Don Lorenzo che è intervenuto immediatamente, mi ha detto no, l'abbiamo tirato su, l'abbiamo sganciato dalla corda, cioè lui. E Don Fernando sempre vicino, cioè, ma lui come Don Giorgio Morlin, tutti i preti che sono sempre stati vicino e io dai quali ho imparato un sacco di cose. Ecco, ma allora adesso andiamo un po' sul presente, perché gente che, come dire, non ce la fa più, depressa, è sempre costantemente in crescita, è cambiata la società, però i problemi sono rimasti gli stessi. Allora, oggi come stiamo affrontando questi temi? La droga, eroina non ce n'è praticamente più, gira forse più cocaina, girano anche se è un po' in ripresa da quel che si legge. E anche tante droghe sintetiche, si è abbassata l'età perché grazie a internet puoi fartela arrivare a casa. Bravissimo. E i tuoi genitori non se ne accorgono.
Che presente è, visto da uno che ha affrontato ha fatto una salita pazzesca nel passato per tirar fuori le persone dalla scimmia? Quello che ti dica, io ho qualche idea sulla quale molti non concordano, però sono sempre dell'idea che questa cosa parta sempre, ha un'origine, a volte non è chiarissima. Io credo che sono gli esempi che noi forniamo ai nostri giovani. La vita è facile, la vita è splendida, possiamo godersela, la vita è faticosa. Quando ti alzi al mattino sai che hai un compito da svolgere, se sei un genitore sai che devi portare a compimento la tua giornata, devi pensare ai figli, devi pensare al domani. Si è genitori anche a 80 anni, lo ripeto sempre, perché i figli hanno sempre bisogno di te. E oggi di fronte a alcune famiglie ho l'impressione che ci sia una sorta di, scusatemi, un po' di spavalderia. Siamo sempre giovani, un cavolo, non siamo sempre giovani, siamo persone che diventano mature e devono far coincidere questa maturità anche con una crescita di consapevolezza del ruolo che hai nella società, degli esempi che dai, di quello che rappresenti, della forza che dai ai tuoi figli, dell'indicazione che dai ai tuoi figli. E io ho l'impressione che le famiglie, lo dicevo all'inizio, non siano aiutate in questo, non siano accompagnati in questo percorso. Bene il nostro Alessandro che nel frattempo fa vedere le freccette, anzi le siringhe usate come freccette per vedere. Poi magari Alessandro o anche Francesca, c'è l'altra immagine sempre del Chase di Mogliano, perché lì ci sono dei ragazzi che adesso sono persone adulte, io ho cercato di vederli un po' di spalle eccetera per tutelarli, ma è gente che ce l'ha fatta, è gente che è uscita dalla droga, quindi facciamo vedere anche, diciamo così, la parte positiva, quindi dopo queste immagini facciamo vedere le altre. Però volevo tornare a questo ragionamento. Allora il presente deve essere fatto di, come dire, rifondare forse la famiglia o fare in modo che si rifondi per evitare che succedano cose così? Sì, inquadriamo la famiglia perché è il nucleo dal quale prende vita i figli e i nostri figli. Ma è una società che deve prendersi carico di queste responsabilità e io ho l'impressione che non li stiamo aiutando. I mezzi di comunicazione, i social di cui si parla oggi, credo che aiutano a sviare i temi, a far confusione, a non dire la verità, a buttare, come si chiamano, le fake news, no, per il gusto di buttarle. Ma chi è che le beve questa cosa? È come dire, ma bucati, tanto non succede niente. No, succede qualcosa. Ci rimani dentro e non riesci più a venire fuori. Ti sputtanano su un social e tu non sai come difenderti perché non sai da dove vieni, non sai a chi rimandare e dire guarda che ti stai sbagliando. E a chi è che credono? A quello che l'ha mandato o no? A te che tenti di difenderti. Ma tu non riesci a difenderti perché non sei abbastanza forte? Cioè la fragilità che noi abbiamo, il bullismo è determinato dal fatto che non hai dietro qualcuno che ti sorregge perché la famiglia non ti sorregge? Guarda, ci sarebbe un metodo, spegneteli per favore, spegneteli, chiudete queste comunicazioni. Anch'io ho mi arrivano sul WhatsApp, io non rispondo, cioè, ho chiuso delle telefonate che mi arrivano e non c'è qualcuno a cui corrisponde questa, io non lo rispondo, ho chiuso perché capisco che diventano strumenti che ti sviano, che rischiano di portarti su non ne voglio sapere, i miei rapporti me li curo io, me li gestisco io, parlo con Lucio perché so che quando mi chiama è scritto Lucio Zanato, non è scritto niente. E che i social sono micidiali da questo punto di vista, eppure i ragazzi li vedo in stazione a Lancenigo dove abitano, non ce n'è uno che non sia là, ma alle 6 del mattino che cosa vi raccontate? Scusate, che cosa vi raccontate alle 5 del mattino? Alle 6 del mattino vanno a correre col cellulare in mano. Scusate, ma siamo fuori di testa. Possiamo dire che forse questo attrezzo è la nuova droga? Guarda, io non mi permetto, l'hai detto te, ma io sono convinto di questo. Però il ragionamento sono convinto di questo. Ci riporta a questa cosa qua. È interessante questa analisi di oggi. Mentre volevo riportare per un attimo, ho due servizi veloci da farvi vedere, perché quando parliamo di droghe, negli anni 90 si parlava di droghe e di liberalizzazioni, fra virgolette, in Europa. Cioè quello che qui era proibito in altri stati
era ed è tuttora liberalizzato. Allora, Francesca, guardiamo il contributo 18 che parla proprio di droghe in Europa, con un'analisi di un responsabile che sentiremo, proprio per capire che insomma questo problema non è un problema solo di questa zona, però viene trattato in maniera assolutamente diversa in altre comunità. Vediamo insieme. Io ho visto poi un filmato che è stato girato in Svizzera, a Zurigo, che ha sconvolto un po' tutti. Abbiamo visto, non so, veramente uno zoo molto strano, no? Uno zoo messo lì e la gente magari che ti circonda intorno non ti guarda nemmeno, tanto quella faccenda lì non mi interessa, ma quello non è un raggiungere un qualcosa, quello è un aggravare. Cioè, dove noi abbiamo inalberato recentemente, no, questa parola di solidarietà, non deve rimanere una parola, dobbiamo essere tutti quanti solidali, specialmente, io penso su questo punto qui. Ecco. Beh, è chiaro che anche alla luce di questa Europa unita, no, che finalmente si raggiungerà fra breve, entra anche in campo appunto queste famose leggi che vigono in Italia, in Germania, in Olanda, specialmente Olanda. Però bisognerebbe stare un attimino attenti, questo sarà anche un compito, penso, anche del Consiglio di Europa, di valutare molto attentamente, in modo che non ci siano argini fragili, in modo che ci siano, diciamo, possibilmente un'idea, e anche l'Olanda probabilmente potrà o dovrà, anche lei magari, mollare qualche cosa, perché chiaramente se lo Stato italiano nel 90 ha detto drogarsi è illecito, senza nessuna, diciamo, concessione di nessun tipo, è una legge nuova e non penso che fra 2 anni dovremmo andare indietro, insomma, dovremmo anche lì, non dico scontrarci, ma incontrarci. Quindi l'Europa aiutava chi stava cercando di recuperare questi giovani, o l'Europa non aiutava perché, come dire, in altre aree era possibile utilizzare gli stupefacenti in termini senza proibizioni? E adesso com'è? Guarda, io premetto che sono assolutamente contro qualsiasi tipo di droga, qualsiasi forma di sostanza psicotropa che possa in qualche modo provocare un'alterazione del comportamento. Io credo che la realtà vada affrontata per quella che è e credo che ciascuna persona abbia la capacità di affrontarla, e non è la droga che risolve il problema, perché la droga ti porta in un vicolo cieco, non c'è dubbio su questo, e l'esperienza che ho fatto in questi anni la dice lunga, e sono sempre più convinto che drogarsi è veramente un male, non dico insuperabile, perché dopo c'è anche, e c'è sicuramente chi se la fa, chi riesce a uscirne fuori, ma paga un prezzo altissimo, perde un sacco di tempo, perché nel tempo in cui tu ti droghi a quando esci, che conserverai sempre un po' di tentativo di dire ma forse ho una soluzione di riserva, questo qua ti condiziona la vita, tu non sei libero. Però io dico, lasciamo perdere tutti, qua ci sono stati che hanno sbagliato in tronco, secondo me hanno sbagliato completamente, non ho dubbi, dopodiché che lo dico io non vale niente, però l'esperienza che ho fatto in questi anni, in tutti questi anni, e continuo per certi aspetti a farla, perché i tossicodipendenti vengono ancora a casa mia a suonare il campanello, mi dicono non posso più andare a dormire in stazione perché in stazione Treviso i poliziotti mi dicono che non posso più dormire qua, ma per forza continui a farti ai 60 anni, cosa stai a fare? Ma capisco che per queste persone ormai la strada è segnata, puoi tentare sicuramente di recuperare, puoi ascoltare, ma hanno preso una strada che è difficile invertire. Allora dico, vediamo di non fare errori dall'inizio, cerchiamo come genitori di stare attenti a che cosa fanno i nostri figli, guardiamo sto maledetto cellulare, che cosa scrivono sti ragazzi, senza paura di dire ho invaso la privacy, ma quale privacy? Vai a controllare cosa sta facendo. Ecco, siccome il tempo vola, io invece volevo vedere, se prima abbiamo visto questo contributo del 1990, nell'89 invece la Regione si accorge, probabilmente aveva ben chiaro cosa stava succedendo nel mondo della droga, e lancia una campagna, la campagna dell'89, il contributo è il 19, Francesca, mentre Alessandro, dopo magari se vuoi farci rivedere ancora una volta il tiro a segno con le siringhe, credo che valga più di qualsiasi altra immagine. Allora rivediamo insieme il servizio droghe, campagna della Regione. Vediamo.
Un gesto per vincere la droga, una siringa stretta da un pugno chiuso che la rompe mandandola in frantumi. È il simbolo della campagna di sensibilizzazione contro l'uso di sostanze stupefacenti, promosso dall'assessorato ai servizi sociali della Regione Veneto, presentata questa mattina al Pedrocchi di Padova. Oggi noi abbiamo dato a voi ed abbiamo dato al grande pubblico, diamo alla nostra società un messaggio che è quello di essere tutti coinvolti in questa nostra guerra. Non c'è solo l'istituzione, non c'è solo l'operatore, non c'è solo l'associazione o la comunità che deve muoversi in questo campo, siamo tutti noi. E tutti noi in cosa? Nel creare una cultura della non droga in questa nostra comunità. Grazie alla collaborazione della SIP che ha fornito una linea telefonica a chiamata gratuita, l'1678 44 008, è stato istituito un apposito telefono emergenza droga, una mano tesa a chiunque abbia problemi di tossicodipendenza. Dall'altra parte della cornetta risponderà personale qualificato, coordinato dal Dipartimento Politiche Giovanili e Prevenzione della Regione. Questa iniziativa funzionerà 24 ore su 24, ci saranno degli operatori esperti nella comunicazione e nell'ascolto e avranno una cartella chiamata appunto relazionale da riempire e poi verrà spedita ai servizi di competenza e quindi una continua collaborazione per capire l'esigenza della popolazione in questo momento rispetto a un problema così complesso. Il numero verde antidroga, che verrà lanciato in tutto il Veneto con una campagna pubblicitaria senza precedenti per un'iniziativa sociale, fa parte degli impegni della Regione previsti dal nuovo piano sanitario. La riuscita dell'iniziativa, è stato sottolineato, è subordinata alla collaborazione di tutte le forze operanti sul territorio, comunità terapeutiche private in primo luogo. Servizio del 1989. Quando appunto comincia il telefonino, anzi il telefono doveva servire a risolvere la situazione, ma iniziative così hanno mai funzionato poi? Cioè un tossicodipendente telefonava per dire... Ma figurati. Erano tutti tentativi lodevoli perché qualcosa bisogna fare, la Regione aveva certamente in mente il tema che questo problema era un problemone, ma che noi avessimo tutti la soluzione in mano per risolvere questi problemi, sfido chiunque a venire qua a raccontare che lui sapeva come si faceva. Abbiamo tutte le esperienze del Muccioli di turno, di Tony Prai, della piccola comunità con Gigi Via, Tony Viale, cioè abbiamo infinite soluzioni, ma questo a dire che ognuno aveva la sua visione del come uscire. Perché se ci fosse stata un'unica soluzione ci sarebbe stata una comunità, non 500 comunità. Però tutte sono agganciate dal fatto che ci deve essere un contatto diretto tra la persona, diciamo, che deve essere aiutata e il gruppo che ti aiuta. Questo secondo me invece, guardando il futuro, no? Perché adesso la nuova droga, abbiamo detto il telefonino, sono le depressioni, è il cercare addirittura le droghe sintetiche, lo sballo, forse addirittura la prevaricazione attraverso il bullismo per quanto riguarda le giovani generazioni di droghe, cioè di tentativi di entrare in un'altra realtà, probabilmente ce ne sono tante. Veramente dico a Francesca che tra un po' cominciamo con i titoli di coda perché sta scivolando via il tempo. Tu hai citato una persona molto importante nel mondo della droga in Italia, che è venuta a Treviso nel 1990, era intervistata a Adriano Mazzalova, il contributo è il 27, se riusciamo a vederlo, il servizio è dedicato a Vincenzo Muccioli, vediamo. Ha esordito in un silenzio di tomba, su di lui gli sguardi di oltre 1000 studenti accorsi da tutta la provincia di Treviso e in paziente attesa da oltre un'ora. Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano, oggi a Treviso per parlare di droga, non li ha certo traditi. Muccioli, lo ha detto lui stesso, non si sente un politico. È anche per questo che forse i suoi discorsi sono andati dritti al cuore. Come per esempio quando ha ribadito: sul problema droga non vengo a dirvi di avere la verità in tasca, ma certezze sì, soprattutto sui motivi che spingono un giovane a non amare la vita e quindi a drogarsi. Muccioli lo ha detto con convinzione: nei giovani bisogna infondere i veri valori e ideali di vita, rivalutando soprattutto la famiglia, che è la cellula più preziosa di formazione della società. Sull'attuale contrapposizione di pensiero fra la liberalizzazione delle droghe e una presunta volontà repressiva, Muccioli così si è espresso. Liberalizzare o reprimere, dove sta la verità? Nell'educare e cambiare una cultura lassista per ritrovare una cultura impostata sui valori e sulle responsabilità. In questo tipo di cultura
la droga non può aver spazi. Siamo preparati? Se vogliamo sì, sta a noi prepararci, la nostra coscienza e le nostre responsabilità morali e sociali. Vedo moltissima adesione anche da parte dei giovani. Si lasciano educare i giovani? Ma se gli adulti danno ai giovani una giusta guida, i giovani, se questa guida è giusta, razionalmente e moralmente la seguono. È intanto di ieri la notizia che la Corte di Cassazione ha completamente assolto Muccioli dalle accuse di aver usato metodi coercitivi nel recupero di giovani tossicodipendenti. Ma io ho sempre creduto nella magistratura e non possiamo lasciarci disorientare da giudici che senza basi in senso umano, sociale, cristiano occupano posizioni nelle strutture pubbliche, scuola, magistratura. Ovviamente questi non ci daranno un servizio, ma eserciteranno un potere per divulgare la loro cultura e in queste posizioni di responsabilità si nasconderanno perché queste posizioni di prestigio li affrancano dalle loro insicurezze. Un finale? Posso dire, avrei detto le stesse cose, mi sembra quasi di aver detto le stesse cose. Hai detto le stesse cose, ma la cosa che mi fa pensare è temi come questi, affermazioni come queste funzionavano 33 anni fa e sembrano comunque attualissime. E devono funzionare ancora di più. Quindi qual è il messaggio per il futuro? Come aiutare i giovani a non entrare nei vari tunnel che non sono solamente l'eroina, ma sono le varie droghe, anche quelle tecnologiche? Intanto ascoltiamoli, perché credo che ci sia poca capacità di ascolto, anche se devo dire che conosco famiglie splendide, ragazzi splendidi, perché no, sembrava quando entravi in comunità, no, parlando di tossicodipendenti, che tutti fossero tossicodipendenti. In realtà i tossicodipendenti ci sono una fettina di tossicodipendenti e le famiglie che educano bene sono la stragrande maggioranza. Dopodiché, se riusciamo a catturare l'interesse di questi giovani attraverso lo sport, attraverso la vita comunitaria, io penso alle attività all'interno di una parrocchia e al noi, no, che si chiamano così oggi, e le nostre strutture all'interno delle parrocchie, io credo che dai un aiuto educativo alle famiglie. Però le famiglie non devono mancare, devono esserci, devono far sentire la loro presenza, devono condividere, Io ricordo sempre, e lo dico sempre, mia mamma si recava alla messa alla domenica mattina alle 6, la prima cosa che faceva andava dalla moglie del sacrestano a chiedergli come mi comportavo io. E lei diceva stia tranquilla, me l'ha raccontata anni dopo mia mamma. Lei sapeva tutto, invece oggi ho l'impressione che i genitori abbiano timore perfino di prendere in mano quell'aggeggio che hai in mano te per dire guarda con chi sta parlando e che cosa sta comperando mio figlio. Con questo ragionamento chiudiamo questa puntata, grazie a Antonio Zamberlan, grazie a tutti voi per l'attenzione e come sempre noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a voi.